Accordo raggiunto per la presentazione della mozione di sfiducia al governatore lombardo da parte di PD, UDC e PDL. La sfiducia sarà messa ai voti il 20 luglio, 8 giorni prima delle dimissioni già annunciate dal presidente della regione. Parte dunque la corsa contro il tempo per assicurare che la mozione di sfiducia al lombardo approdi a Sala d'Ercole. Dopo tanti tentennamenti, tre segretari Giuseppe Lupo, Giampiero D'Alì e Giuseppe Castiglioni hanno concordato di calendarizzare la mozione, avviando così di fatto le manovre per far dimettere il governatore prima della data da lui stesso prevista. A decidere di mettere in discussione il testo sarà la conferenza dei capigruppo. Il presidente dell'ARS, Francesco Cascio, si è detto d'accordo a convocare l'organismo tra una settimana, il 4 luglio. Si tratterà adesso di trovare una sintesi tra le due mozioni, quella presentata 2 giorni fa da UDC e PD e quella del PDL, depositata già da un mese e mezzo. Se l'ARS discuterà la mozione, Lombardo sarà chiamato a fare i conti con un dibattito pubblico sulle sue dimissioni ed affrontare un voto che dovrebbe annoverare anche l'appoggio numerico di PID e Grande Sud. Secondo il presidente, chiedere la sua sfiducia il 20 luglio sarebbe un esercizio di sadismo politico. L'accelerazione nei tempi della crisi coincide con l'esigenza dei partiti, ma soprattutto del PDL, di scaldare i motori per la corsa alla presidenza della regione. Esiste una griglia di nomi di aspiranti candidati della regione del centrodestra. Il PDL rimette l'organizzazione delle primarie nell'isola alla decisione di Alfano. In una riunione che si è svolta tra i tre coordinatori regionali Castiglione, Nania e Misuraca, il presidente dell'ARS Cascio e il segretario Alfano, è stata presentata in seria considerazione la possibilità di fare le primarie del centrodestra. Uno schema di regolamento per le primarie già esiste, è quello che ha predisposto Giuseppe Castiglione e che prevede consultazioni in 3 giorni tra fine luglio e primi di agosto. La rosa dei nomi che è stata consegnata è ristretta a 5 componenti. Gli aspiranti candidati alla presidenza sono Francesco Cascio, il più restio alle primarie, Giuseppe Castiglione, Nello Musumeci, Innocenzo Leontini e a sorpresa anche l'attuale sindaco di Catania, Raffaele Stancanelli.